Buonasera a tutti e benvenuti al concerto inaugurale del primo Festival internazionale di clarinetto Portus Naonis, organizzato dall'Associazione Scuola di Musica Città di Pordenone. È un concerto che abbiamo deciso di eseguire solamente in diretta streaming a causa di alcuni inaspettati ulteriori adempimenti prescritti dalle attuali normative di prevenzione anti-Covid. Nella fattispecie l'obbligo di effettuare i tamponi a tutti i musicisti che si esibiscono questa sera. I ristretti tempi non ci garantivano, dato l'attuale sforzo a cui ancora sono sottoposte le strutture sanitarie, di assicurare l'esecuzione dei tamponi stessi e di ottenere i risultati nei tempi stabiliti e previsti dalla legge. Naturalmente, visto l'evolversi del quadro epidemiologico, ci auguriamo vivamente che già il prossimo appuntamento in programma si possa tenere in presenza. Appuntamento che, ne approfitto, ricordo essere il 2 luglio presso l'ex convento di San Francesco con il maestro Fabio Di Casola, uno dei clarinettisti di fama continentale che saranno presenti al festival. Questo festival, prima edizione, eccomi di qua, questo festival, prima edizione, è stato fortemente voluto da tutto il direttivo dell'Associazione Scuola di Musica Città di Pordenone, che proprio quest'anno ha voluto organizzare, pur tra le difficoltà note a tutti dovute alla pandemia, una serie di concerti e masterclass al fine di fare qualcosa di bello per la nostra città e contribuire nel nostro piccolo a quel ritorno alla normalità che tutti auspichiamo possa avvenire al più presto. Sotto il profilo organizzativo e non solo, non posso non ringraziare chi ci ha sostenuto e dato un grande aiuto. In primis l'amministrazione comunale, nella persona del primo cittadino Alessandro Ciriani, che ci ha dedicato un bellissimo saluto personale, tra l'altro lo potete trovare nelle brochure che sono in fase di distribuzione, l'assessore Walter De Bortoli e tutte le professioniste e i professionisti che lavorano all'assessorato alla cultura presieduto dal dottor Tropeano. Un ringraziamento particolare va anche alla dottoressa Leonarduzzi. Ringrazio di cuore il parroco, don Alessandro Tracanelli, che ci ha aperto, come di consueto, devo dire, le porte della sua casa, regalandoci la possibilità di dare inizio al festival in questo meraviglioso contesto. Un ringraziamento doveroso infine a tutte le realtà che hanno collaborato con noi per l'organizzazione di questo festival, a partire dalla società cooperativa Accordo, alla Fondazione Friuli, alla Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile, al PAF, a MP Musica, alla Marcolin Covering. Un ringraziamento naturalmente va a tutti i musicisti. Ora lascio la parola a Laura, la nostra Laura, che stasera ci introdurrà ai diversi momenti musicali. Non mi resta che augurarvi personalmente un buon ascolto e un buon divertimento. Grazie. Buonasera a tutti. L'onore di aprire questo concerto di inaugurazione del festival va al maestro Massimo Mascherin al pianoforte e alla maestra Giulia Santarossa al clarinetto. Ci faranno ascoltare Fantasy Stuke, opera 73 di Robert Schumann, e a seguire la sonata per clarinetto e pianoforte di Francis Poulenc, nei suoi tre tempi, allegro tristemente, romanza e allegro con fuoco. Ecco a voi Massimo Mascherin e Giulia Santarossa.
Proseguiamo ora con il duo pianoforte e clarinetto composto da Alberto Schiffo e Alberto Forti. Entrambi sono stati allievi della Scuola di Musica Città di Pordenone e ora studiano presso il Conservatorio Tartini di Trieste. Ci presentano il Clarinet Concerto numero 2, opera 74 di Carl Maria von Weber e i 3 pezzi per clarinetto solo di Igor Stravinsky. Ecco a voi Alberto Forti e Alberto Schiffo.
Gli ultimi a salire sul palco questa sera sono l'orchestra di clarinetti Clarinoir e il Naonis Clarinet Ensemble, che si sono esibiti insieme in più di un'occasione. L'orchestra di clarinetti Clarinoir è diretta dalla maestra Alessandra Dario ed è formata da giovani clarinettisti e dai loro docenti. Negli anni è stata guidata da artisti di fama internazionale e ha collaborato con importanti orchestre, come quella di Padova e del Veneto e l'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Il Naonis Clarinet Ensemble è una giovane formazione, fondata e diretta dal maestro Marco Lagni. L'ensemble, già da alcuni anni, svolge un'intensa attività concertistica e si è esibito in molte rassegne. Il Clarinet Ensemble è stato anche la fonte di ispirazione per il Festival internazionale di clarinetto Portus Naonis, che abbiamo voluto inaugurare con voi questa sera. Hanno preparato un programma interessante e vario. Il primo brano sarà l'intermezzo sinfonico dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. A seguire le note di Oblivion di Astor Piazzolla. E per finire Méditation dall'opera Thais di Jules Massenet. Buon ascolto a tutti voi con l'orchestra di clarinetti Clarinoir e il Naonis Clarinet Ensemble.
Vi ringraziamo per essere stati con noi in questa splendida serata, in questa meravigliosa cornice. Vi aspettiamo il 2 luglio con il concerto del maestro Fabio Di Casola all'ex convento di San Francesco, sempre alle 18:30. E continuate a seguirci su tutti i nostri canali social, sul nostro sito web, per tutti i nostri appuntamenti musicali. Grazie ancora e buona serata a tutti.